Buongiorno. Allora? Colazione a letto. Coccole. Sì? E adesso pappa. Pappa. Allora, ma vuoi dire dove siamo? Allora, siamo alle Foci del Po. Sì. A Gorino? Torino. Che è vicino a? Goro. Brava. In provincia di? Brava. Grandissima. Allora, la vista dalla finestra di oggi è esattamente questa. Siamo sulle Foci, come diceva Ingrid, del Po, sul delta, nel parco regionale naturale. E questo ci ha accolto stamattina, questo paesaggio è veramente bellissimo. Tra l'altro qui c'erano dei pescatori che sono riusciti finalmente a procurarci anche il nostro pranzo. Tenete conto che è un'area a pagamento, si paga 10 euro senza corrente, se volete anche la corrente mi pare siano 5 euro. E come dicevo, ecco il nostro pranzo gentilmente offerto dai Pescatori della zona. Da chi? I pescatori della zona. Perfetto. Buoni. Come vi diceva Ingrid, ci troviamo a Gorino, nel delta del Po, precisamente nella parte a sud. Allora, da qui ci sono anche diversi sentieri e piste ciclabili che vi possono portare attraverso tutto il parco nazionale. È molto bello, anche e soprattutto d'estate. Pensate, qui c'è una popolazione di fenicotteri che è enorme e sono veramente favolosi. Gorino è una piccola frazione del comune di Goro, è un paese di pescatori, quindi ha un porto peschereccio. Qui si va soprattutto a vongole, vongole veraci, si possono anche comprare direttamente dai pescatori ed è un'esperienza che vale la pena fare, anche perché sono fresche e molto buone, confermo. Tra l'altro, a chi dovesse piacere la pesca, ci sono diverse persone che ho visto pescare direttamente al parcheggio. E attenzione, non andate a pescare però all'interno del parco. Lì davanti c'è un parcheggio e le persone si fermano lì. E adesso, per buttare giù il tutto, abbiamo deciso di fare questa passeggiata lungo l'argine destro del Po di Goro e arrivare fino al vecchio faro. Vediamo. No, cioè, si arriva a piedi, una passeggiata di mezz'ora? Sì, mezz'oretta, per chi ha gamba anche meno. Noi non abbiamo gamba. Noi non abbiamo gamba e quindi ci mettiamo una mezz'ora buona. Allora, quello là in fondo che si vede dovrebbe essere il faro a cui vorremmo arrivare, e la passeggiata è veramente, ragazzi, è veramente bella, soprattutto a quest'ora qua, immersi in questa oasi è veramente fantastica. Finalmente siamo arrivati al vecchio faro, adesso vi faremo vedere. Nel frattempo noi ci prendiamo una piccola pausa e direi che Si sta proprio bene. si sta proprio bene. Allora ragazzi, pensate che questo faro è stato finito di costruire nel 1870 circa, e fino al 1951 è stato usato come faro. Poi ne è stato costruito uno nuovo, pensate, a circa 4 km da qui. Questo vuol dire che in un centinaio d'anni il fiume ha ingrandito il suo delta
per altri 4 km di lunghezza. Allora, per chi fosse anche interessato, diciamo, al birdwatching, qui se ne possono vedere veramente di tutti i colori. Ci sono appunto aironi, falchi, e durante il periodo più caldo ci sono anche i famosi flamingo, di cui la Ingrid è proprio innamorata. Rientrando al parcheggio, ad esempio, siamo riusciti a vedere anche un gufo che era fermo e si vedeva anche molto da vicino, devo dire. Sempre vicino a Gorino potete trovare anche il bosco della Mesola e vale veramente la pena andarlo a vedere. Purtroppo noi non abbiamo avuto il tempo e hanno reintrodotto sia i bufali che i daini, quindi volendo si possono andare a vedere anche questi animali che sono sicuramente rari. Detto questo, noi non siamo dei grandi naturalisti, quindi non conosciamo effettivamente tutte le specie, però se avete bisogno di rilassarvi e di passare un po' di tempo con voi stessi, questo è sicuramente il posto più giusto. Quindi noi ora intanto vi salutiamo e vi lasciamo alle immagini del parco con un po' di musica di sottofondo.
Allora, ieri sera non abbiamo filmato altro e abbiamo conosciuto una bellissima coppia di persone e ci siamo soffermati con loro, è finita tra luce e vino ovviamente e siamo stati molto bene. Ieri sera quindi siamo anche rientrati a Verona e noi ci vediamo la prossima volta, al prossimo giro.